Io lo annuncio, io domani c'è giunta, io mi autosospendo come assessore alla città di Venezia dalla giunta, mi autosospendo, fin tanto che non ci sia un chiarimento su questo tema, d'accordo, che riguarda migliaia, dove le mandiamo queste? Ci sono 1500 alloggi ATER chiusi in città, tra centro storico e terraferma. Non era forse meglio investire nel riaprire questi appartamenti chiusi? O mandiamo fuori 1500 famiglie e dove vanno a trovare un affitto? È un fiume in piena, Renato Boraso. Tra poche ore annuncerà in giunta la sua autosospensione da assessore in aperta polemica con le conseguenze che la riforma dell'ATER potrebbe provocare nel comune di Venezia. Io non posso da assessore vedere la gente piangere. 75 anni, un marito e moglie, ieri una signora di 58 anni piangere, perché ovviamente uno che gli arriva una lettera del genere va in tilt personalmente. Ho visto delle famiglie di Santa Marta, di Tessera, venirmi in ufficio piangendo. C'è una signora che ha speso nel 99 per entrare nel suo appartamento 97 milioni di lire per ristrutturarsi l'appartamento che noi abbiamo consegnato. Adesso prendo atto come assessore che si vuole rivedere la situazione, ma pensarci prima di fare le cose. Quali sono i numeri a Venezia? Sono 9.000 famiglie che hanno ricevuto le lettere. Ovviamente c'è chi ha trovato la conferma che aveva l'ISEE sotto, ma ci sono più di 1000, oltre 1000 famiglie che si sono trovate nel pieno mese di agosto con la loro vita rivoluzionata. Boraso ha messo la sua lista Boraso Civica Popolare a disposizione di chiunque si trovi in difficoltà a causa di questa riforma e lancia un appello specifico alla Lega perché si faccia un passo indietro. Ma non ho mai visto da politico, in 20 anni che faccio amministrazione in questa città, un provvedimento di tale natura. Al di là della clamorosa autosospensione, porterò oltre 1000 persone con lo sciopero della fame, perché mi metto anch'io a fare lo sciopero della fame, se entro il 15 settembre non vedo un cambiamento radicale. Andremo non a fare la marcia su Roma, faremo la marcia su Palazzo Ferrofini, perché vorrei capire come sistemiamo questa vicenda, perché io non ho mai visto in 20 anni di politica vedermi la gente arrivare in ufficio piangendo di 75 anni, di 76 anni, di 81 anni. È una cosa indegna.